Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata. La prima cosa che vi chiedo è cortesemente di spegnere o silenziare i cellulari, così da poter parlare tranquillamente. Ringrazio l'Istituto per averci ospitato. Io sono Gemma, sono una insegnante, ho 24 anni e ringrazio voi ragazzi per essere qua. Ringrazio tutti coloro che sono qua oggi e oggi siamo qua per parlare di futuro. Futuro è una parola che spaventa molto. Quando cerchiamo la definizione di futuro nel vocabolario, vediamo ciò che avverrà, ciò che sarà, e molte volte ci spaventa. Tutti noi abbiamo dei sogni, come li avete voi, li ho avuti io, li hanno avuti i vostri genitori, tutti. Il problema è che molte volte non veniamo accompagnati nel credere a questi sogni. Molte volte ci sentiamo dire non sei abbastanza bravo, non ce la puoi fare, non arriverai mai a coronare il tuo obiettivo, lascia perdere. Magari ognuno di noi vuole fare il medico, l'astronauta, c'è chi come me ha sempre avuto il sogno di insegnare. Tante volte ci sentiamo dire cambia strada e molte volte ci lasciamo anche convincere ed è sbagliato questo. Io credo tantissimo in voi, sono una giovane come voi, credo tanto in noi, perché secondo me siamo in grado di fare qualsiasi cosa. Oggi vi presenteremo delle storie, delle esperienze di persone che sono partite magari dal nostro territorio, hanno creduto in quello che volevano fare, persone che non sono sempre state quello che sono ora, sono stati ragazzi dietro i banchi, sono state persone che si sono sentite dire magari lascia perdere, però ci hanno creduto. E loro oggi ci racconteranno come ce l'hanno fatta. Vi chiedo di ascoltare con attenzione, perché magari non dico per tutti, però magari queste esperienze in qualcuno di voi stasera potranno, gli verrà da dire ce la posso fare, anch'io posso arrivare dove sono. Quindi vi chiedo di prestare attenzione e di riflettere, anche di prendere questa giornata come uno spunto di riflessione. Io ringrazio appunto tutti voi, ringrazio la direttrice generale dell'ASPAL, la dottoressa Maica Versano, a cui ora darò la parola e prima vorrei però ringraziare anche i ragazzi della quarta e quinta OS, che sono oggi una rappresentanza terza e quarta OS, che sono una rappresentanza dell'istituto IANAS, un istituto che ha dato prova di grande maturità, soprattutto nei momenti in cui è stato colpito da delle tragedie come quella di Mirko e della professoressa Beatrice Ubaldi, per cui chiedo un applauso. Ora sentiremo l'intervento della signora Versano. Grazie, buongiorno a tutti ragazzi, sono davvero felice di essere qui, di avere questo pubblico giovanissimo di fronte a me, le quarte e le quinte superiori, e quindi di ragazzi che sono chiamati tra poco tempo a fare delle scelte. E quello che vi proponiamo oggi è di fare una riflessione e di pensare a cosa siete, chi siete e dove vorreste andare, seguendo molto semplicemente le vostre passioni, passione e motivazione. E quando c'è motivazione e passione per un'attività è possibile fare dei sacrifici e lavorare senza rendersi conto del sacrificio che si sopporta, che si affronta. Ed ecco che il messaggio di oggi vuole essere questo: per riuscire poi a realizzare i propri sogni occorre l'impegno, occorre la crescita di competenze, la formazione continua, e quando si raggiunge un obiettivo se ne vedono di nuovi, di altri, e questo genera motivazione, genera il senso della vita, e molto spesso ci facciamo anche queste domande. Io lascerei lo spazio a tutte quelle persone che oggi hanno dato la disponibilità di parlare di se stessi, non solo di parlare di lavoro, di impresa, ma di parlare di se stessi, di quello che è il percorso interiore che hanno fatto e che è servito proprio a trovare, attraverso il lavoro, a trovare se stessi. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata. Allora, iniziamo subito con i nostri primi ospiti. Abbiamo il signor Pierpaolo Virdis, qua fisicamente, e il signor Luca Osà in collegamento da Cagliari. Prego.
Buongiorno a tutti, grazie intanto per l'accoglienza. Mi presento, sono Pierpaolo Virdis, socio della Magma SRL, società che si occupa della realizzazione di grandi eventi. Qualcuno di voi conosce il Red Valley Festival? Alzi la mano. Sì, dai. Direi possiamo anche partire col video, così... Partiamo col video, così vediamo un po' di cosa si occupano i signori. Ok, allora abbiamo in collegamento anche il signor Usai. Ok, in attesa, diciamo che tutti conosceranno il Red Valley, fate parte della Magma Events, appunto, che è una società che si occupa di organizzazione di eventi e certamente sappiamo che il mondo dello spettacolo e dell'organizzazione degli eventi non è un mondo semplice, quindi vorrei chiedervi com'è nata l'idea di intraprendere questa avventura? Allora, premetto che io vengo da un settore abbastanza distante che è quello degli eventi. Io arrivo dal settore del oil and gas, quindi tutta la parte di ingegneristica e servizi per l'industria relativa alla nautica, nucleare, oil and gas. E questa, diciamo, è stata un po' la nostra forza, nel senso abbiamo raggruppato con tante diverse competenze per cercare di diversificare, ognuno avere, diciamo, la forza di lavorare su diverso settore, perché teniamo conto che sugli eventi abbiamo tutta la parte di produzione, che è forse la parte più delicata, è quella che consiste nella realizzazione dell'evento stesso, partendo dalla progettazione alla... Ecco Luca. Buongiorno Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Scusate, è saltata la corrente proprio nel momento topico. Ok, prego. Stavi dicendo qualcosa tu? Non lo so, Allora, io ho perso io proprio ho introdotto, diciamo, di cosa si occupa la vostra società e ho chiesto a Pierpaolo, diciamo che è un mondo un po' difficile, non è semplicissimo entrare in questo mondo, e ho chiesto appunto com'è nata l'idea di intraprendere questa attività, un po' di buttarsi nella fossa dei leoni in sostanza. Esatto, non so se Pierpaolo ha già raccontato la sua esperienza, per me è un pochino strana, nel senso che sostanzialmente io provengo da un mondo che è totalmente diverso rispetto a quello della realizzazione degli eventi, che è iniziato addirittura proprio nella scuola dove oggi vi trovate voi, durante il periodo delle scuole superiori, per poi proseguire a Milano all'università. Ho seguito quelli che erano i corsi in economia per poi continuare a Cagliari realizzando quello che è un percorso di dottorato di ricerca. Banalmente, e oltretutto, questo è stranissimo, insegnando all'Università di Cagliari insomma, ho valutato col tempo, siccome ho sempre avuto una passione con alcuni amici per quanto riguardava quello che era il mondo degli eventi, che gli stessi fossero micro o un pochino più grandi, ho iniziato nel mondo più affine rispetto all'interno, diciamo, del comparto che riguarda queste aziende, più affine rispetto al mio percorso di studi, che era quello della contabilità, diciamo.
Quindi partendo da quello che è la contabilità, diciamo che il primo ruolo è stato in assoluto quello di cassiere, ho poi portato avanti un pochino questa passione fino a realizzare i progetti diciamo di cui oggi stiamo parlando, che sono Red Valley Festival o Waterloo Music Festival o altri, diciamo, eventi di questo tipo che abbiamo organizzato sul territorio regionale. Ok, ci vuoi dire qualcos'altro? Sì, oltre quello che diceva Luca, niente, io prima ho fatto un breve accenno a quella che è stata la mia esperienza. Racconto un po' quello che faccio adesso sul festival. Fondamentalmente io mi occupo più della parte, seguo tutti gli aspetti tecnici che comprendono la progettazione, fino poi alla verifica delle strutture, ovviamente per la produzione di tutta la documentazione che poi in sede di commissione va spulciata e si verifica che tutto sia fatto secondo la normativa vigente. Vabbè, Quindi insomma c'è un si grande vuole- lavoro dietro, ognuno deve avere la propria parte, il proprio impiego, è difficile anche organizzare eventi così grandi con così tanta gente. Molto difficile, nel senso che diciamo che c'è tutta una fase che parte banalmente un anno prima e non termina fino a quando viene smontato l'ultimo pezzo di ferro e tolta l'ultima cannuccia che è rimasta, se c'era in passato, o bicchiere o qualsiasi tipo di rifiuto che è rimasto nell'aria, perché poi i luoghi in cui vengono svolti i concerti devono essere riconsegnati, diciamo, anche in una condizione migliore rispetto a quelli in cui si sono trovati in linea di massima. Quindi inizia banalmente quando si pensa alla prima grafica per annunciare il primo progetto, si continua con l'annuncio di vari artisti, con la vendita dei biglietti, alla sua, diciamo, esecuzione nel momento in cui il primo artista si esibisce sul palco e termina a livello artistico quando l'ultimo artista si esibisce, ma continua a livello organizzativo perché poi c'è tutta la parte dello smontaggio che diciamo, avvicina ognuno verso la fine del percorso di un concerto, banalmente, però l'attività aziendale, come voi conoscete, si insegna, continua durante tutto l'anno. Ecco, c'è qualcuno che vi ha mai detto che non ce l'avreste fatta in questo vostro progetto? Beh, sicuramente quando abbiamo iniziato, io adesso ricordo il Waterloo Festival che si è tenuto a luglio del 2021, quindi non dico in piena pandemia, ma ancora c'erano tante incertezze, di conseguenza era un grosso rischio. Quindi diciamo, abbiamo azzardato, però siamo spinti fino alla fine e abbiamo cercato di portare avanti il progetto, giustamente con 1000 difficoltà, perché quel periodo lì all'ordine del giorno si ricevevano ogni giorno una notizia diversa, quindi si faceva veramente fatica. Però insomma, dai. Ci avete abbiamo- creduto sì. tanto. Esatto, non era lì in quel caso solo la pandemia, ma bensì era anche la difficoltà di organizzare un concerto con delle barche posizionate davanti a un palco galleggiante, rendeva il tutto ancora più difficile. Quindi diciamo c'erano due fattori. Uno era l'innovatività che ti portava a cercare, diciamo, questo distanziamento sociale in gruppi a bordo delle proprie imbarcazioni, che era l'innovazione principale di questo evento. E due era che comunque sia i dati in quel periodo dell'anno, per chi se lo ricorda, erano continui in crescita e si parlava addirittura di nuove chiusure. C'erano state alcune microzone rosse che fortunatamente non avevano toccato la Sardegna, però avevano creato una serie di problemi. Quindi in tanti in quell'occasione hanno detto: ma no, siete degli scemi, non ce la farete. Come è stato anche quando è stato poi annunciato Red Valley nel 2022, ancora con un importante, diciamo, aspetto o incertezza che aleggiava con riferimento alla pandemia, tantissimi ci hanno detto: no, non ce la farete mai, non ha senso quello che state facendo. Diciamo che oggi fortunatamente non è così, speriamo continuino a dircelo perché a questo punto ha portato anche bene. Ok, ci sono due ragazzi che vorrebbero fare delle domande, sono Angelo e Aida, io vi invito ad accomodarvi qua, prego. Quali sono state le motivazioni che hanno spinto allo spostamento di questo evento da Arbatax a Olbia?
Vado io? Vai tu? Vai te, dai. Grazie. Allora, diciamo che non è è una decisione che non è mai facile, nel senso che, come non so se voi ben sapete entrambi, un po' più o meno tutto il gruppo che fa parte di questo progetto è originario di Tortolì o comunque sia delle zone limitrofe, quindi è una decisione che sicuramente è molto difficile. Però, diciamo, ci sono una serie di aspetti legati allo sviluppo delle volte delle aziende che possono farti prendere una decisione se, nel nostro caso, ok? Perché poi chi ha un'azienda diversa, ad esempio di produzione, valuta degli aspetti completamente diversi, possono farti pensare se in un caso abbia quello che tu stai creando oggi possa continuare ad esistere o possa migliorare nel suo percorso di crescita, come quando voi ragazzi fate una scelta relativa all'università, no? C'è chi vuole continuare il suo percorso perché si trova in una determinata condizione che gli piace o avvia un percorso di studio o di qualità, ovviamente, non posso dire diversamente, anche perché insegno all'Università di Cagliari, oppure decide anche per altri aspetti di andare fuori. In questo caso la scelta è stata fatta per delle ragioni che sono principalmente legate alla logistica e al bacino di utenza di cui ha bisogno un evento di questo tipo, che comunque sia deve convivere con una comunità che in questo momento, quella che riguarda Arbatax, ancora deve crescere sotto un certo aspetto. Allo stesso modo il festival rischiava di danneggiare maggiormente la comunità rispetto a quello che si poteva fare e al contempo la strada di Olbia è stata comunque sia, perché poi, e questo è anche nei risultati di quello che è successo, è stata una possibilità per il festival di crescere notevolmente. E questo vi dico, ragazzi, che per noi è stato un peso. Se ci pensate, essendo tutti di Tortolì, banalmente avere un festival nella propria casa è sicuramente più semplice. Uno, perché ogni sera torni a casa tua durante tutto un mese di lavoro. E due, al contempo, puoi coltivare anche quelle che sono le tue relazioni personali. Trasferirsi per fare un festival è molto difficile, però delle volte ci sono delle esigenze aziendali o anche in questo caso, il bacino d'utenza, di collegamenti, eccetera, che ti possono portare a prendere una decisione che magari personalmente non ti piacerebbe, ma che è necessaria per l'azienda. Vuoi aggiungere qualcosa, Pierpaolo? No, direi che... Ok. Dato il calibro degli artisti che si propongono per questo rilevante evento musicale, com'è l'atteggiamento dietro le quinte? Questo Pierpaolo. Allora, direi che ci sono, cioè, varia un po' perché puoi immaginare su un festival come Red Valley ci sono tantissimi artisti, quindi hai a che fare con artisti internazionali che ti dirò sinceramente ci siamo trovati molto bene, molto tranquilli. Ti direi adesso Martin Garrix lo scorso anno. È stato forse uno degli artisti più tranquilli che siano Sì, mentre poi mai passati altri in un generale pochino... sul festival, nonostante fosse il più famoso, banalmente. Su questo ti ricorderai la scena di quando l'hai accompagnato a comprarsi le pizze che voleva mangiare per forza quel mattino, quando non c'era nessuna tipologia di pizzeria aperta, quindi è stato difficile quello, però banalmente è un artista che invece si è voluto aggregare al gruppo, ha voluto conoscere anche quella che era la storia del festival, però poi magari paradossalmente becchi un artista di fama nazionale, anche non elevata, che non vuole condividere neanche un momento della sua esperienza con le organizzazioni. Ecco, quindi non dovete curare solo, diciamo, tutto il festival, ma anche il rapporto con gli artisti, che non sempre è facile sicuramente. Sì, È forse tra i più difficili. abbastanza difficile. Ok, io vi ringrazio, se non volete raccontarci qualcos'altro vi ringrazio tantissimo per averci parlato della vostra esperienza e ringrazio i ragazzi per le domande. Grazie. Va bene, ciao, grazie a voi. Ok, il nostro prossimo ospite è la signora Stefania Tangianu dell'azienda Olivina. Un grande applauso. E invito sul palco anche Noemi ed Elisa, che sono le ragazze che hanno appunto delle domande per la signora Tangianu.
Allora, lei è una grande imprenditrice, un'imprenditrice oliastrina, quindi crede nel territorio. Sì, credo moltissimo nel territorio. Ok, c'è anche un video, quindi vediamo il video. Questa storia ha inizio nel lontano 2002, quando i miei genitori decisero di avviare un frantoio oleario all'Ozzorai. Fin dall'inizio ci siamo contraddistinti per gli elevatissimi standard qualitativi di produzione. Nel 2018 decido di avviare un piccolo impianto di confezionamento di olio extravergine di oliva, in cui creare le confezioni ed etichettare il prodotto. Il prodotto confezionato a norma è pronto per essere immesso sul mercato. Qual è il mercato di riferimento a cui è destinato l'olio extravergine di oliva? È un mercato molto legato al turismo e in particolare al mercato estero comunitario. Mi occupo personalmente della promozione del prodotto, racconto sempre molto volentieri agli eventi da cosa nasce e qual è la storia del prodotto che io propongo e insegno ai clienti a degustare l'olio e ad apprezzarlo. Il mio olio è molto ricercato e molto apprezzato anche da attività locali, ristoranti, piccoli negozi. Collaboro con delle strutture ricettive che omaggiano i miei prodotti ai loro ospiti. Naturalmente, perché la passione per il proprio lavoro resti viva, non ci si può fossilizzare su ciò che funziona. Il mondo è troppo veloce, ciò che funziona oggi stanca domani. Per questo motivo ogni anno cerco di introdurre qualche novità alla mia offerta, tenendo sempre ovviamente salda l'offerta di olio extravergine di oliva di alta qualità. L'anno scorso, ad esempio, ho inserito una linea cosmesi derivante dall'olio, appunto. Quest'anno ho inserito degli eventi legati all'uliveto per affiancare gli olivicoltori nella produzione. In queste settimane sto studiando le nuove offerte per la stagione estiva, in modo da avere degli eventi esperienziali da proporre a chiunque si voglia avvicinare al mondo dell'olio. Per adesso ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione. Allora, io vorrei chiederti appunto come è nata questa esperienza, come è cresciuta la tua azienda e anche diciamo cosa ti ha spinto a buttarti anche in altri campi, appunto la cosmetica. Raccontaci un po' la tua esperienza. Allora, tutto è iniziato quando stavo nelle sedie da quella parte, quindi quando ero in quinta superiore i miei genitori hanno avviato appunto questo piccolo frantoio che ha riscosso da subito molto successo sul territorio. Infatti siamo ancora oggi il frantoio di riferimento per quasi tutti gli olivicoltori che si trovano da Barisardo a Baunei. Sempre più spesso mi sono sentita ripetere che queste persone che producono per autoconsumo avrebbero voluto promuovere il proprio prodotto anche su altri canali, però essendo tutti molto piccoli non lo potevano fare. Inoltre noi abbiamo sempre offerto il servizio di trasformazione, non il tassello del confezionamento. Di conseguenza l'olio non poteva essere da noi promosso su canali ufficiali. Appunto in quegli anni io stavo terminando le scuole superiori ed ero abbastanza confusa sul dopo. L'unica certezza che avevo era che mi sarei iscritta all'università e avrei proseguito i miei studi. Questo ho fatto. Forse dall'inizio sapevo che sarei tornata all'azienda di famiglia. Ho comunque intrapreso degli studi nel settore ambientale, mi sono laureata in scienze ambientali e gestione dell'ambiente e del territorio e ho conseguito l'abilitazione alla libera professione di geologa. Sono rientrata in Ogliastra
ho fatto un'esperienza di insegnamento che non era idonea per me, come fare i video, stessa cosa. Quindi ho iniziato a inviare i curriculum, insomma a un anno dalla laurea avevo un lavoro a tempo indeterminato per un'azienda di questo territorio che mi permetteva di lavorare nel campo in cui io mi ero laureata. Ero felicissima, ovviamente. Sono rimasta lì per 7 anni. Però poi sono cambiate le circostanze, è cambiata l'azienda, sono cambiata io, non ero più soddisfatta di quello che facevo, avevo delle necessità anche familiari da risolvere e quindi ho rinunciato al posto fisso e ho avuto la folle idea di proseguire quello che era stata l'intuizione dei miei genitori. Ho quindi avviato questo piccolo impianto di confezionamento in cui offro anche un servizio in conto terzi per tutte le piccole aziende che vogliono confezionare il loro prodotto, dei clienti ad esempio che lavorano nel campo del biologico, vogliono confezionare il loro prodotto appunto e commercializzarlo e promuoverlo. Ok, tu hai appunto definito un po' una follia quella di lasciare un posto di lavoro per... Agli occhi degli altri. Ok, questo ti volevo chiedere, agli occhi degli... Però tu come ti sei sentita? No, io sono felicissima. Ero felicissima in quel contesto. Il messaggio che infatti vorrei trasmettere oggi è questo, è che noi facciamo un percorso. Oggi Olivina è il mio lavoro, ma domani potrebbe non esserlo, potrebbe non essere a Tortolì, potrei trovarmi in Australia. È tutto un percorso, un lavoro che noi facciamo per essere felici. I nostri genitori, i nostri nonni dovevano lavorare per mangiare, anche noi dobbiamo lavorare per mangiare, ma è un lavoro diverso. Loro dovevano crescere, produrre gli alimenti da mettere nel piatto. Noi possiamo lavorare con passione, fare quello che ci piace e far diventare quello che facciamo la nostra passione. Spero di essere riuscita a rendere questo concetto assolutamente che secondo me è importantissimo. Tutto quello che noi facciamo può diventare la nostra passione. Ci vuole però molto impegno e molto studio, molto costante, non si finisce mai. E bisogna crederci soprattutto. Sì, assolutamente. Okay. Bisogna crederci tanto. Grazie mille. Avete qualche domanda, ragazze? Quali ritiene che siano i requisiti necessari per la nascita di un'impresa e quanto è importante il rapporto tra sorelle e lavoro? Allora, i requisiti per la nascita di un'impresa sono legati sicuramente alla formazione e al coraggio. Non possiamo non essere formati, dobbiamo conoscere degli aspetti finanziari, oltre agli aspetti produttivi, dobbiamo studiare la normativa perché è fondamentale, non possiamo delegare nessuno, o meglio, possiamo delegare, ma dobbiamo sapere esattamente quello che stiamo delegando. Non possiamo dire, quell'errore l'ha fatto il commercialista, io non sono competente. No, comunque io dovevo sapere. Dobbiamo essere coscienti di tutte le fasi di un'azienda, non è semplice fare azienda e non tutti siamo portati, secondo me. Ci sono delle persone che si sentono più serene ad essere dipendenti o a fare un altro genere di lavoro ed è giusto così, però chi si sente di poter fare azienda ci deve credere, lo deve fare. Anche sbagliando, si può sbagliare e ricominciare. Okay. Invece la seconda domanda era sul rapporto tra sorelle. Il rapporto tra sorelle, tra familiari è fondamentale. Nella mia esperienza siamo cresciute insieme con le mie sorelle e quindi anche la crescita professionale, la crescita dell'azienda è molto stretta. È fondamentale il rapporto con loro. Ok, grazie mille.
Che requisiti o figure professionali possono servire per questo tipo di lavoro? Allora, sicuramente è fondamentale una formazione scientifica per quanto riguarda sia la produzione in campo che la gestione del prodotto durante le fasi di lavorazione. Sicuramente delle competenze grafiche per evitare di fare video come questi. No, anche l'immagine del prodotto, la mia linea è molto ricercata, quindi servono anche delle competenze, delle collaborazioni con chi si occupa di questi settori. È fondamentale conoscere le lingue, saper comunicare, perché devi sempre confrontarti con l'esterno. Sono molteplici le competenze necessarie. Grazie mille, grazie ragazze. Grazie a voi. Stefania. Grazie a voi. Ora abbiamo il nostro terzo ospite della giornata, che è il signor Marco Bittuleri. No, dopo. E poi invito Gioele per fare la domanda al signor Bittuleri. Dovevamo dare del tu però. Ok, quindi vediamo il video. Con il prossimo servizio cambiamo decisamente argomento. Suggestiva sfilata d'alta moda ad oltre 2200 metri di quota con abiti realizzati con materiali usati per la costruzione di edifici in legno. Il fashion show ospitato a Plan de Corones. E allora andiamo a rivivere gli highlights della serata. Alta moda e sostenibilità si sono dati appuntamento al Lumen Museum di Plan de Corones ad oltre 2200 metri di quota, location che ha ospitato il fashion show Blue House, la casa che si indossa, appuntamento giunto in concomitanza con l'apertura della prima serata dedicata al Kronplatz by Night. Sotto i riflettori un nuovo concetto di progettare abitazioni dal design innovativo. Blue House, in collaborazione con la Maison de Santis by Martinez Alvarez, ha portato in passerella abiti d'alta moda realizzati con materiali utilizzati per la costruzione di case in legno. Una cosa fantastica è quello che l'architettura e quello che la moda vanno sempre legati, perché poi la moda prende molto spunto da quello che è l'architettura e come quello che è la natura, e che è quello che ci unisce. Assolutamente sì. Insieme a Blue House, come il discorso della sostenibilità che ci teniamo tantissimo, soprattutto in questi tempi in cui ci troviamo davvero con il cambiamento climatico ormai che è molto avanti, quindi dovremmo fare qualcosa. Noi e nel nostro stiamo assolutamente dando quello che possiamo, come la moda, come lo fa anche Marco e nel suo di quello che è. Sì, anche perché poi andiamo a soddisfare dei beni primari fondamentalmente, cioè proteggersi con gli indumenti e proteggersi con gli edifici sono comunque sia due cose indispensabili per la vita, dei bisogni primari appunto che quelli non si può prescindere, no? A Plan de Corones, tra gli applausi del pubblico, è andata in archivio un'esperienza unica nel suo genere, una sfilata suggestiva all'insegna dell'innovazione, della contemporaneità e della sostenibilità. Allora, tu sei un esperto appunto sei un geometra esperto di efficienza ambientale, di sostenibilità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale, amministratore presso l'Opera Blue House. Quindi ci vuoi parlare un po' della tua esperienza e soprattutto di come si concilia la salubrità e la sostenibilità nel campo dell'edilizia, magari? Beh, intanto è la prima volta che mi rivedo, perché non sono abituato assolutamente a guardare i video, le fotografie, intendo un pochettino, ma mi dà anche fastidio onestamente un po'. Non ci voleva questa cosa. In buona sostanza nasco come costruttore di case in legno, perché ho avuto un percorso di formazione tecnico, nel senso che comunque ho fatto il geometri di Lanusei, mi sono diplomato a calci nel sedere perché ho mollato gli studi a metà percorso per poi riprenderli alle serali, e quindi mi sono in buona sostanza diplomato e contemporaneamente ho fatto il tirocinio. Quindi di mattina facevo il tirocinio da geometra, di sera mi diplomavo. Tutto il contrario di tutto in buona sostanza.
Quindi non sono un esempio per gli studenti, questo è poco ma sicuro. Non rientro in quei canoni di studente perfetto, ecco, no. Da lì prendo il diploma di geometra, lavoro con un'azienda di Roma che è un'impresa edile, per la quale ho seguito come primo appalto l'ampliamento del geometri della Nusei. Quindi dopo che mi sono diplomato sono finito sempre lì a continuare i lavori, ecco, da geometra in questo caso. Però ho avuto sempre un pochettino l'ambizione di poter costruire case. So che è un pochino assurda come idea, ecco. Però mi piacevano le case, come mi piacciono le auto, come mi piacciono le moto, ecco. Quindi la casa come prodotto finito e non come elemento scisso in varie fasi lavorative. Dare identità a una casa era una cosa complicatissima. Perché se pensiamo alle nostre case, chi è la nostra casa? Firmata da chi? Prodotta da chi? È prodotta da un'impresa prevalentemente. A questo non ci stavo, in buona sostanza. Volevo creare veramente un'idea progettuale che desse al cliente una sorta di edificio che fosse appunto controllato in tutte le sue fasi lavorative, ma soprattutto nelle fasi di monitoraggio successive. Questo cosa vuol dire? Che costruiamo una casa a nostra immagine e somiglianza e la proponiamo a tutto il mercato. Non piacciamo a tutti, questo è fuori discussione. E i primi 8 anni per me sono stati veramente un grande problema, perché premi nazionali vinti parecchi, tante pacche sulle spalle, tanti riconoscimenti, ma in termini di fatturato erano sempre molto, molto bassi. Nel 2018 appunto invece c'è stata, non so per quale motivo, un po' una svolta e tante sono i cambiamenti che sono avvenuti al punto che comunque ci hanno iniziato a credere un po' di più su quella che era un'idea della casa in legno, della casa sostenibile prefabbricata. Era ancora un'idea molto, molto, aiuto, troppo in anticipo siamo partiti in buona sostanza. Sta di fatto che comunque pian piano finalmente iniziano a sapere chi siamo e quindi oggi raccontiamo una storia un pochino diversa, perché quello che avete visto adesso è per me il punto di partenza, nel senso che l'attività di impresa, o meglio quella attività che ti consente di poter guadagnare qualcosa, l'avevamo già fatta, ma era arrivato il momento di esportare il nostro prodotto fuori dalla regione Sardegna. Ma dove andiamo a lavorare? In Alto Adige, dove vai a vendere il ghiaccio agli eschimesi in buona sostanza. Lì dovevo per forza fare rumore. L'unico modo per fare rumore era appunto far sì che il messaggio della casa salubre passasse attraverso un tipo di evento come questo. Un evento che, non voglio criticare nessuno dalle nostre parti, ma mi hanno preso per scemo. Tutti. Cosa c'entra la moda? Gli altoatesini, ma cosa c'entra la moda con? Cioè proprio mi hanno preso per folle in una sostanza. Mentre invece i due stilisti appunto hanno accolto subito l'idea, sposata subito, e ci siamo resi conto che comunque moda e edilizia hanno un sacco di punti in comune. Quindi design, progettazione, scelta accurata dei materiali, e da lì quale miglior modo di comunicare la salubrità se non indossandola proprio. Fai così, fai quell'evento e ti porta dietro articoli fatti da Repubblica, La Stampa. Abbiamo avuto più di 65 pubblicazioni in testate nazionali. Monaco di Baviera, che ci ha dato molta soddisfazione al riguardo, e quindi insomma oggi siamo non solo in Sardegna ma anche nel territorio nazionale. Per essere un ragazzo di Arzana nato a San Vincenzo, credo che sia personalmente il raggiungimento di un obiettivo importante, ecco. E questo sicuramente non parte tutto da un progetto di business, sia chiaro questo, perché fare impresa oggi è veramente pesante, è veramente dura. Quello che avete visto adesso è la parte bellissima, no? È un po' come il percorso di chi deve partecipare alle Olimpiadi. Ti fai 4 anni di allenamenti per 10 secondi di prestazione, 20 secondi, insomma. E lì è lo stesso. Per portare avanti un progetto di questo tipo devi essere in grado di poter sopportare tutti quegli aspetti poi legati all'amministrazione di un'azienda, alla parte legata all'economia, alle tasse, insomma, tutti quegli aspetti là che sono
ahimè, per me molto pesanti, però vince e prevale quella sorta di passione che hai per questo lavoro che ce l'ho da quando sono piccolino, in buona sostanza. Ecco, secondo me la tua storia è molto importante perché hai detto una cosa, tu hai detto non ero bravo a scuola, però sei riuscito a fare qualcosa. È molto importante perché troppe volte quando un ragazzo non è bravo a scuola gli si dice non fare niente nella vita, non riuscire a fare niente, non sarai bravo in nulla. E quindi spero che voi ragazzi abbiate ascoltato attentamente perché i voti o quello che siete a 16 anni non determinano quello che sarete da grandi. Ma poi soprattutto se dovesse... io ho riletto la mia pagella da poco, quella della terza media. Cioè, mi sono messo a piangere. Cioè, io non piango mai, neanche nei momenti veramente brutti della vita. Ma rileggere quella pagella, cioè, mi è stata fatta la sintesi della mia vita futura a 13 anni in 4 righe, ma non do colpa ai docenti in questo caso. Però tu, a furia di sentire tutti quelli che ti criticano, rischi veramente di pensare di essere sbagliato tu. Ti convinci. Ok? Il fatto di avere 2 scarpe di diverso colore l'ho dovuto fare quasi per poter guardare in faccia chi la pensava diversamente da me. Perché se non vincevo questo passaggio qua, rischiavo veramente di farmi influenzare da tutti quelli che mi dicevano ma casette in legno. A noi ci chiamano per dire ma voi siete quelli che fate le casette in legno. Cioè casette in legno non rientra, io non ho messo su un'azienda per fare casette. Noi facciamo case di lusso. Facciamo case di lusso che sono destinate a persone che ci mettono dentro i propri figli, il proprio futuro. Ma sono case che hanno un costo anche abbastanza elevato, non sono case di basso livello. Senza nulla togliere le casette di basso livello che si usano per i giardini. O ci chiamano per dirci ma abbiamo un terreno al mare, possiamo fare una casa in legno così. No, ci vuole una concessione edilizia, è una casa. Cioè la seconda pelle in buona sostanza. I 30 anni di vita futuri li passerai per pagarti quella casa, quindi non puoi definirla casetta. È per questo che in qualche maniera, se tu dai retta solo e esclusivamente alle opinioni degli altri, rischi veramente di fossilizzarti in quello e pensare che gli altri abbiano ragione. Quindi in buona sostanza il famoso non ti curare di loro ma guarda e passa, ecco, veramente così. Nel senso, vai dritto per la tua strada, tanto sarai sempre tu da decidere, sarai sempre tu responsabile di quello che fai. I tuoi collaboratori nel momento di decidere comunque alzano sempre le mani, quindi la responsabilità è sempre tua per tutto ciò che fai, a prescindere. Quindi meglio che dai retta a te stesso piuttosto che agli altri, ma lei che vada te la prendi con te stesso, ecco. Quindi sicuramente funziona di più. Tu Gioele vuoi fare la domanda? Secondo lei quali saranno le prospettive dal punto di vista del riuso dei materiali ecosostenibili rispetto all'introduzione delle nuove tecnologie? Credo di avere la presunzione di poterti dire che l'avevo già pensato 13 anni fa. Per fortuna sono rimasto in piedi perché avevo voglia di fare questo lavoro, perché il prossimo futuro è solo incentrato proprio sulla sostenibilità. Varie nazioni, per esempio, sottocito la Germania, che è quella dove siamo a confine, lì c'è già l'imposizione di avere il 30% di materiali lignei all'interno delle abitazioni. C'è una sovrattassa sul calcestruzzo. Questo non vuol dire che il calcestruzzo sia un materiale che non si deve usare, no. Però che ci sia questa sorta di tendenza necessaria per la salubrità della persona e anche per l'utilizzo di materiali sostenibili, questo assolutamente ormai è il futuro prossimo. Blue House nasce proprio, il nome nasce proprio dal fatto che costruiamo in una zona blu. E questo è venuto fuori perché quando raccontai a mia mamma, mia zia, della mia innovazione legata all'utilizzo del legno nelle case, mi hanno deriso e mi hanno ignorato. Cioè mi hanno detto, adesso me ne vieni tu a raccontarmi come si vive in una casa in legno. Qua che noi abitavamo già nelle case in legno. Cioè, ma cercati qualcos'altro da fare. Mi dissero così. E in realtà questo tipo di utilizzo di materiali è qualcosa che ormai sta diventando pane quotidiano, solamente che c'è una variazione. I materiali devono essere industrializzati e devono essere certificati. Questo vuol dire che devi utilizzare dei materiali sostenibili, ok? Ma devono essere anche ripensati perché devono anche resistere, per esempio, a un terremoto. Le case che noi facciamo sono assolutamente in linea con tutti quegli edifici che hanno problemi in zone sismiche.
In questo momento a Roma ci sono i ragazzi che stanno montando una casa in legno all'interno di un'officina che non è stata smontata, solo il tetto gli manca all'officina. Quindi esternamente abbiamo un involucro antico, vecchio, e dentro c'è una casa totalmente tecnologica e innovativa. Perché ho fatto questo? Non lo so, non chiedetemelo, perché tanto non saprò darvi una risposta veramente concreta. A questo non lo so. So solo che gli operai ogni volta, cioè i miei collaboratori, mi guardano malissimo e dicono questo, l'hai pensato tu, vero? Sì, ok, e quindi ogni tanto mi prendo delle critiche da chi però collabora diciamo con me. che ce l'hai fatta, potremmo dire No, questo. no, guai. Nel No, senso, no. Un applauso se lo merita. No. Ha fatto tanto. Non credo di avercela fatta perché il punto di partenza è adesso. C'è tanto da fare. Ho solamente intrapreso un percorso che immagino e spero che mi porti a miglior vita così, ecco, ma non smetterò perché sono fatto così. Te lo auguriamo, sono guarda. paranoico in questo, quindi non credo di avercela fatta. Grazie mille per la tua Grazie a voi. esperienza. Ora abbiamo uno ospite importantissimo, abbiamo infatti la signora Caterina Murino in collegamento da Parigi. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Mi sentite? Perché io non vi sento quando Sì. parlo io. Buongiorno. Buongiorno, è un piacere averla qua. Buongiorno. Allora, grazie. noi mettiamo subito il video e poi parliamo un po' della sua esperienza. Non posso alzarmi. Non Allora, mi sento. Ecco, ora sì. Ok, invito sul palco Eleonora, che è la ragazza che poi le vorrebbe fare una domanda. Allora, lei è un'attrice, una modella, una showgirl di successo, sappiamo che la sua carriera è costellata di grandissimi riconoscimenti. Ecco, vorrei chiederle, quando è nata la sua passione per la recitazione, quando ha deciso che sarebbe stato diciamo, il suo lavoro? E poi ha qualche consiglio per le persone che vorrebbero intraprendere questa carriera, magari sono alle prime armi? Allora, questa è una domanda fatidica di cui ho sempre terrore. Il mio problema è che non ho mai capito di avere una passione per la recitazione in generale. Vi ricordo che io dunque sono nata a Cagliari, ho avuto la fortuna di fare tutta la mia infanzia meravigliosa tra Sant'Antioco e poi Cagliari, diplomata al liceo classico. Il mio sogno era diventare pediatra. Per ben 2 volte ho provato a entrare all'Università di Medicina e ho perso appunto non sono riuscita a entrare nel concorso, quel concorso. Per cui tra i primi, in mezzo all'estate, tra i primi, in mezzo ai due esami, ho provato a fare il concorso in Miss Italia e sono arrivata quinta nazionale con un contratto per la Deborah e quindi quando non sono riuscita a passare al secondo concorso, l'agenzia di moda di Milano mi iniziavano a chiamare, ho detto vabbè ci provo e se in un mese non riuscirò a trovare nessun lavoro ritorno a Cagliari e mi iscriverò in un'altra università. E da quel lontano 1997 a ottobre sono partita e non sono più tornata. Per cui la vita stranamente ha scelto per me. Se io avessi potuto scegliere all'epoca sicuramente avrei continuato all'Università di Medicina. La vita ha voluto invece portarmi in un mondo totalmente diverso che io non ho mai realmente cercato. Perché una volta arrivata a Milano ho conosciuto un direttore di un teatro a Milano
che mi ha insegnato la dizione, che mi ha insegnato un po' il mondo della recitazione prima di entrare in una scuola di teatro a Roma, e quindi mi sono veramente ritrovata a lavorare in questo mondo con incontri. E quando mi sono ritrovata in questo mondo, mi sono ritrovata in questa barchetta e ho iniziato a remare. Remando significa studiare, a imparare le lingue, a perfezionare me stessa, a perfezionare l'attrice che iniziavo a vedere in me, ma realmente non ho mai cercato questo mestiere. Ok, c'è qualcuno che le ha comunque mai detto non ce la può fare, o lei stessa qualche volta si è mai detto no, mollo tutto, non ce la posso fare, non sono all'altezza? Sempre, anche oggi, anche in questo periodo, purtroppo è un mestiere per cui, come posso dire anche a coloro che vogliono iniziare questa carriera, bisogna avere delle valigie, come io chiamo sempre, delle valigie importanti. Cosa sono per me queste valigie? Le valigie sono già fa parte della famiglia, quindi le valigie importanti della vita sono state formate dalla tua famiglia, dalla tua educazione, perché più saranno forti e più qualsiasi cosa ti possa capitare nella vita sarai forte tu stessa ad affrontarla. Per cui questo è già una cosa molto 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 importante. E questo mestiere è un mestiere che se non sei forte ti distrugge, perché non arrivi mai, anche quando un'attrice o un attore vince un Oscar, poi c'è sempre la caduta. Abbiamo visto quest'anno quanti attori dopo tantissimi anni che non sono stati chiamati per 30 anni poi vincono un Oscar. Ecco, questo è il problema, che per 30 anni, immaginate voi la situazione psichica di quest'attore che per 30 anni non veniva chiamato da nessuna produzione. Quindi per intraprendere questa carriera bisogna essere veramente equilibrati, bisogna essere molto forti sia nel momento in cui sei molto in alto e quindi tutti ti vogliono, e perché è veramente lo stress è molto molto importante, e soprattutto quando per mesi, per anni nessuno ti chiama, devi essere talmente forte da non giustamente piombare nella droga, nell'alcol, come purtroppo tantissimi attori, colleghi fanno. Per cui è un mestiere che è molto precario, come sappiamo, e che deve veramente avere una grandissima forza di volontà per poter continuare e non mollare prima. Devi credere tanto in te stesso e nelle tue capacità, comunque devi, anche se come dice lei non ti chiamano, devi comunque dire sì, però io sono un attore, lo so fare, l'ho già fatto. Allora, io non sono non sono proprio sul fatto che io ce la posso fare, è sul fatto che cosa ho sbagliato, dove posso migliorarmi. Quindi per non perdere il tempo, perché purtroppo quando pensiamo agli attori c'è sempre questo problema di guardarsi l'ombelico in continuazione e dire io ce la farò, certo, giustamente non è che devi dire sono una schiappa, se no non arriva da nessuna parte, però nei momenti down, nei momenti in cui siamo più giù e che magari abbiamo il tempo anche fisico di poter dedicarci più a noi stessi, dobbiamo appunto studiare e migliorarci in continuazione. Questo secondo me è il segreto, di mai dire sono arrivato, ma continuare a incontrare, a vedere, a studiare per potersi migliorare in continuazione. Ok, grazie mille. Ora passo la parola a Eleonora che le vuole fare una domanda. Come è avvenuto il passaggio dall'iniziale successo a livello regionale a un livello internazionale? Regionale appunto da Miss Italia. Per me Miss Italia è stato un immenso trampolino di lancio, e lo dico ora, io sono insieme a una società e ho il concorso di Miss Italia in Sardegna, per cui lo dico adesso, le iscrizioni per Miss Italia sono aperte, quindi aggiungo anche questo. Per me Miss Italia è stato veramente il trampolino di lancio, perché non sarei mai partita senza Miss Italia, non mi sarei mai ritrovata a Milano, e l'ironia della sorte, il mio primo film è stato Le ragazze di Miss Italia, diretto da Dino Risi, per cui il mio primo set è stato comunque legato sempre a Miss Italia, per cui Miss Italia, nonostante se ne dicano di tutti i colori per l'immagine della donna, cosa che invece tutto è molto cambiato all'interno del concorso rispetto a 20 anni fa, 25 anni fa come l'ho fatto io, per cui per me veramente è stato il concorso Miss Italia che mi ha lanciato, quindi regionalmente parlando sono uscita dalla Sardegna grazie a Miss Italia,
E pian pianino, appunto con tanti incontri, provini, tanti provini andati malissimo, sicuramente sono più i provini che non ho preso che quelli che ho preso, e poi mi sono appunto ritrovata a fare un provino per la Francia, per un film francese, e in 4 mesi ho imparato il francese, non conoscendo neanche una parola di francese. E quindi mi sono ritrovata a vivere a Parigi, e da Parigi altri film e poi il provino per James Bond, e da lì poi pian pianino un po' in tutto il mondo. Quindi tanti provini, e questa è un'altra cosa da dire, che nonostante un provino non vada bene, 10 non vadano bene, 20 non vadano bene, il 21esimo potrebbe andare bene, quindi non mollare mai. Grazie. C'è un'altra domanda che le voleva porre una professoressa? Prego. Buongiorno, la domanda che le voglio fare riguarda un messaggio anche che si potrebbe lanciare a questi ragazzi, a queste ragazze che sono qui presenti, e riguarda il concetto di bellezza, no? Ragazzi e ragazze che vengono su con la convinzione che per essere belle bisogna essere o magre, rientrare in certi canoni, al punto qualche volta da farsi male, no? Allora una donna bellissima come lei, che ha fatto tanta strada nella sua vita, che cosa si sente di dire alle ragazze riguardo al concetto della bellezza? Si è belle quando? Si è belli quando? Allora, questa è una domanda molto interessante, grazie professoressa. Allora, soprattutto oggi, viviamo tutti quanti attaccati al nostro telefonino, Instagram e compagnia cantante. Oggi credo che proprio abbiamo rotto questo tabù della bellezza, della magrezza, abbiamo veramente rotto. Vediamo le sfilate e ci sono ragazze in carne, ci sono ragazze magre, ci sono ragazze normali come io, che non sono né magra né grassa, sono normale. Miss Italia stesso, ci sono comunque dei curvi che sono assolutamente accettati, cosa che invece quando io ho fatto Miss Italia non potevano partecipare. Quindi credo che e spero che tutte queste rivoluzioni che stiamo facendo in questo periodo, il mondo sta cambiando in una maniera velocissima, credo che non ci siano più questi stereotipi, o almeno si stanno distruggendo da soli, perché il mondo è talmente vario e finalmente siamo arrivati all'intelligenza in tante cose orrende che succedono al giorno d'oggi, però ci sono tante cose che arriviamo all'intelligenza di accettarci come siamo, e che non c'è più un canone, perché per fortuna tutte le razze del mondo sono meravigliose, tutti i colori della pelle sono meravigliosi, tutte le forme del nostro corpo, non c'è più un canone. Non abbiamo più, vediamo anche le attrici sono totalmente diverse, le modelle sono totalmente diverse l'una dall'altra, per cui dobbiamo solamente accettarci per come siamo. Nessuno di noi, lei mi ha fatto un complimento bellissimo e la ringrazio, ho avuto la fortuna di essere una James Bond girl, dunque potrei dire che faccio parte di una stretta numero di donne bellissime, ma io mi trovo con miliardi di difetti. Per cui nessuno di noi ai propri occhi è perfetto, per cui dobbiamo solamente accettarci per come siamo, e anzi, più siamo diversi, più dobbiamo mettere in risalto questa diversità, perché questa è la cosa bella. Se fossimo tutti uguali sarebbe un disastro, e io qui posso aprire una piccola parentesi sull'orrore che io ho, purtroppo, ahimè, della chirurgia estetica. Ecco, questo io ho un problema veramente tecnico, veramente un problema che io non capisco cosa facciano le mie colleghe, e soprattutto anche le giovani al giorno d'oggi, che si ritoccano in continuazione e sono orrende, perché sono parte, sembrano tutte omologate, e soprattutto non si accettano, e secondo me sono ancora più vecchie e più brutte di come potevano magari essere la natura stessa che li ha fatte nella loro unicità. Per cui accetto la chirurgia estetica dopo un incidente per qualcosa di veramente grave, ma le giovanissime che si ritoccano in continuazione, ce ne sono anche troppe, anche io in quanto
protagonista nel mondo di Miss Italia, trovo delle ragazze che sono bellissime con la bocca rifatta, sarde, e io dico ragazze, ma siete fuori di testa, siete veramente fuori di testa. Che immagine vorreste dare di voi stesse? Perché sembrano delle bambole di plastica. Ecco, questa è una cosa che mi manda un po' fuori dai gangheri, è proprio qualcosa che non accetto. Invece, appunto, il concetto di bellezza, oggi dobbiamo essere solamente sicuri di noi stessi, e più siamo diversi e più dovremmo essere proprio, siamo unici al mondo. E questa è la cosa più interessante, invece di omologarci alle immagini che per fortuna non si vedono più nei social. Grazie mille Caterina, lei ha passato un bellissimo messaggio, perché diciamo che ormai questi giovani vanno molto ascoltati, vanno anche incoraggiati, e molte volte non è scontato fare questi discorsi. È vero che dovrebbe essere così per tutti, ma non lo è. Quindi la ringrazio veramente per aver parlato anche di questa tematica, aver aperto questa parentesi che è molto importante secondo me. Quindi grazie ancora, è stata molto gentile e molto interessante. Grazie. Allora, io voglio dire solo un'altra cosa, perché è Job Day, per cui io voglio lanciare questo messaggio, nel momento che sono tanti giovani e che il mondo dello spettacolo sì sembra interessante, però poi ci sono le mazzate dietro che è un po' più dura. Beh, è un mondo difficile. Voi siete in Sardegna, voi sapete quanto io ami la nostra terra, e mi sono inventata a creare una mia collezione di gioielli ispirati alla filigrana sarda. Questo per dirvi che in Sardegna è una fonte di attività lavorative enormi. È veramente complicato, solo che bisogna avere l'idea giusta per poter trovare la cosa giusta. E dovete veramente solamente non aspettare che qualcuno vi trovi un lavoro, vi proponga un lavoro, ma giratevi, guardate la nostra cultura, guardate il nostro artigianato, ci sono miliardi di cose che potreste trovare senza sempre aspettare l'aiuto dagli altri. Potreste veramente, solamente ci vuole un colpo di genio, questo lo capisco, ci vuole un colpo di genio per trovare la cosa giusta, ma ispirandosi anche alla propria nostra cultura. Abbiamo tante di quelle cose in Sardegna, a livello naturistico, la fauna, la flora, la terra stessa, il nostro artigianato, la nostra cultura, che potete veramente trovare con un colpo di genio, un'idea per sviluppare qualcosa e inventarvi voi stessi il lavoro. Per cui questo è complesso, lo capisco, però si può fare. Studiate la nostra storia e da lì troverete una marea di lavori che potreste veramente portare giustamente non solamente in Sardegna ma all'estero, e quindi vi creerete voi stessi il vostro proprio futuro e il vostro proprio lavoro. Grazie mille. Grazie a voi, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, buona giornata Caterina, grazie. Grazie a voi. Ora abbiamo il nostro ultimo ospite della giornata, della mattinata anzi, che è il signor Diego Micheli in collegamento. Buongiorno, buongiorno. Grazie, è un piacere averla qua. È un piacere per me, che bella. Io invito sul palco anche Annalisa, che è la ragazza che poi le farà la domanda. Allora, ok, mandiamo subito il video. Che cosa gli accadrà? Ogni nuova vita ha pochissime certezze, chance esiste. Fantastico, andiamo a subire il resto? No, non è quello che fanno loro, però. Fa salto il sole. Allora, no. Sì, correte un po' perché sì. Vi parte sempre dei click? Sì. Aria. È un miracolo, è un miracolo, è un miracolo, splendido, è un miracolo. Allora,
Lei è un doppiatore, ha partecipato a vari programmi televisivi, quindi una bellissima carriera. Ecco, vorrei chiederle, so che lei proviene appunto dalla Lanusei, quindi sempre nel territorio. Com'è nata questa passione, questo interesse per questo mondo così particolare e com'è stato il passaggio appunto da un paese come può essere Lanusei a diciamo un palco più nazionale? Allora, diciamo che la mia passione per la musica è stata una cosa un po' vissuta già in famiglia, già da quando ero molto piccolo io e le mie sorelle, tra l'altro di cui una è lì in sala con voi, questo è un momento un po' riunione familiare, professoressa con i suoi allievi, Leana, quindi diverse carriere ma stesso posto. Diciamo abbiamo sempre frequentato la scuola civica di musica di Lanusei, che tuttora esiste e spero stia formando nuove generazioni di musicisti, di professionisti della musica, perché non è da tutti i comuni, insomma, in tutti i paesi avere queste scuole civiche a disposizione. E quindi diciamo lì ho iniziato a coltivare la passione per la musica sempre più seriamente, ma in realtà una volta arrivato a Roma io ho intrapreso degli studi che erano di tutt'altra natura, perché mi sono laureato in lingue orientali, ho intrapreso gli studi del coreano e del giapponese, quando in realtà già dopo i primi mesi avevo capito che non era propriamente quello che faceva per me, non perché non mi interessasse, non mi piacesse, però sono di quelle sensazioni che ti fanno un po' capire che forse quella che hai intrapreso non è propriamente la tua strada. Nonostante tutto, però, durante quegli anni dell'università, i 3 anni della triennale, ho comunque coltivato la mia passione per la musica, ho fatto parte di cori, sempre roba comunque amatoriale, non ho mai studiato veramente, però subito dopo la laurea ho avuto una sorta di colpo di fortuna, perché proprio il fatto di far parte di questi cori ho dimenticato di dire che dopo il primo anno di università ho appunto fatto le selezioni per quello che era X Factor, quello che è X Factor, il talent, e la cosa è un po' è andata, poi non sono entrato nel programma vero e proprio, però da lì insomma ho capito che potenzialmente la musica sarebbe potuta diventare sicuramente più di un hobby per me. Ho avuto una sorta di validation dal mondo, un segno dal destino, e quindi perché ho avuto una risposta molto buona, nonostante poi secondo le leggi del programma la cosa poi non è andata avanti, secondo sì, le regole del programma. Però diciamo che quindi dopo la fine dell'università ho avuto questa botta di fortuna, dicevo, facendo parte di questi cori che la trasmissione Amici di Maria De Filippi stesse cercando, dei coristi, dei musicisti giovani per l'orchestra dei giovani, che è stata una cosa unica in realtà anche relativamente al programma. Quindi è stato fatto il mio nome in quanto persona affidabile in questo senso e disponibile per le date che servivano. Ovviamente è stato un lavoro anche di compromesso, era tutto un incastrarsi di fattori, e quindi da lì appunto lavorare per un'edizione intera di Amici, quella che poi era la fase del serale, mi ha fatto capire che ancora di più che la musica può essere un lavoro, ma che tante cose mi mancavano. Quindi per esempio non avevo nozioni di teoria musicale, e quindi tutto a un tratto ritrovarsi a dover solfeggiare e destreggiarsi tra spartiti nel giro di un attimo è stato un po' una doccia fredda per me, che in quei mesi mi ha fatto soffrire proprio di sindrome dell'impostore, senza appello. Mi sentivo, ma che ci faccio qua? Infatti comunque è stata una bella scuola. Però nel momento in cui è finito quel percorso, quel frangente, ho capito che sicuramente avrei dovuto investire un pochino di più su di me e sulla mia formazione. Quindi per un gioco di coincidenze, come può essere per esempio il fatto di caricare una cover su un social, la cover di una canzone di un cartone animato, e ricevere un contatto da una delle doppiatrici del cartone animato che mi dice: wow, ma sei bravissimo, pensa a quella canzone, la facevo io. E io ho detto: ma perché sei una doppiatrice? Lei: sì. E io: ma quindi il doppiaggio esiste davvero? Cioè, nel senso, era una di quelle cose di quelle realtà che pensi sempre, sì, ok, esistono, per dire, appunto gli attori famosissimi, le celebrità, ma poi non esiste la professione celebrità. E invece per il doppiaggio a quanto pare c'è un percorso. Mi sono reso conto da babbeo che effettivamente esiste un percorso per intraprendere queste carriere, almeno per formarsi. Quindi ho scoperto dell'esistenza di
di una accademia, di una scuola che metteva in comune quello che poteva essere l'interesse per il doppiaggio e per una, diciamo, una mia inclinazione che tutti mi hanno un po' sempre, diciamo, non riconosciuto, però sì, il fatto di dirmi sei particolare, sembri un po' un personaggio, un cartone animato, è una voce che si presterebbe, insieme alla musica. Quindi ho trovato la scuola Ermaviro, appunto, ho iniziato a frequentare 3 anni e mezzo fa, nel 2019, proprio prima, qualche mese prima del Covid, ho iniziato a frequentare questa scuola che mi ha formato per quanto riguarda la teoria musicale, e da subito mi ha messo alla prova anche per quello che è appunto il discorso del canto legato al doppiaggio, ed effettivamente ho avuto la fortuna che già dal mio secondo anno mi hanno impiegato per la realizzazione sia di cartoni animati che di serie TV, sia per quanto riguarda sia come solista che come corista. Ora, il video che avete visto voi era un estratto del lavoro che è stato fatto per un film di Netflix, Matilda, un musical di Netflix, un adattamento di una storia di Roald Dahl, l'autore della La fabbrica di cioccolato. Vabbè, Matilda, sei mitica, la conosciamo tutti in realtà, e questa è la versione di Netflix. Ed era appunto un pezzettino del lavoro che è stato fatto, che rende abbastanza l'idea di quello che è il lavoro, almeno per quanto riguarda ciò che viene fatto per i cori. Poi alla fine mancava il pezzo che faceva capire qual è il risultato finale, però per questioni di diritti non sono cose che si possono effettivamente mandare in live su Facebook, quindi ci sta che quello non si sia potuto sentire. Però insomma, questo è, di punto in bianco mi sono ritrovato catapultato in una professione che a immaginarla da bambino sembrava un sogno, e tuttora se mi ci fermo un attimo penso, ma che davvero? È possibile? Sta succedendo? Però a quanto pare è possibile e sta succedendo, quindi sono molto contento, consapevole che probabilmente senza alcuni click, alcuni passi, alcuni investimenti da parte mia e della mia famiglia, e sacrifici e compromessi, non sarebbe stato probabilmente possibile. Però eccoci qua. Grazie, Diego. Possiamo dire che dalla sua storia possiamo far passare il messaggio che, per quanto sia difficile, per quanto ci siano tante difficoltà e certe volte dici devo prepararmi tanto per raggiungere il mio obiettivo, devo studiare, devo passare anni in accademia, una volta che lo raggiungi ti guardi indietro e sei felice e orgoglioso di quello che hai fatto. Ti fa sentire bene il fatto di fare qualcosa che ami. Ammazza, sì. Per quello ti sembra un sogno, perché non tanti, immagino, hanno la fortuna di dire ho studiato, purtroppo non tanti hanno la fortuna di dire ho studiato per una determinata cosa e mi ritrovo a fare quello, ma addirittura quando il lavoro che tu stai facendo non è solo un qualcosa per cui ti sei preparato, ma è proprio il non plus ultra che ti saresti mai potuto aspettare dal tuo sbocco professionale, beh, così è una meraviglia. Cioè, è una sciccheria e mi sento molto privilegiato per questo, molto Grazie fiero mille. sicuramente. Ora passo la parola ad Annalisa che le farà la domanda. Dato l'accento e la pronuncia salda molto marcata, ha avuto delle necessità di seguire dei corsi di dizione per migliorare il suo parlato? E quanto tempo investe nella preparazione di un personaggio? Allora, diciamo che per quanto riguarda la dizione sono stato da subito un po' additato tipo ehi, sei sardo, hello, ci devi lavorare. Quindi diciamo che da subito mi sono dovuto un attimo ridimensionare. Sicuramente ho avuto la fortuna col fatto che metà della mia famiglia è di origini toscane, non so perché, ma ho sempre avuto la particolarità che sicuramente, come dicevano, in continente qualcuno si rendeva conto che non fossi, per esempio, a Roma che non fossi romano, a Milano che non fossi milanese, però non sono stato sempre identificabile immediatamente in quanto sardo, e almeno per quanto riguarda il doppiaggio questa è stata una fortuna, perché poi ho potuto lavorare sulla mia dizione in un ambiente un po' più disteso, in cui mi veniva detto ok, fai dei grandi errori, ma non sono mai stato preso a scudisciate, insomma, perché facevo proprio degli erroracci. Oddio, li faccio gli erroracci e ho dovuto studiare per non farli, però nessuno mi ha mai tacciato di essere totalmente aggrappato al mio accento. Però in realtà conosco delle persone che
anche dalla provincia di Cagliari, che hanno fatto questi corsi con me, che hanno studiato anche non per dei tempi lunghissimi, ma appunto hanno fatto dei corsi di dizione. Il mio personale percorso di dizione è stato interno all'Accademia Ermavilo, quindi mi sono stati forniti gli strumenti, io ho studiato per conto mio, proprio da delle dispense, e ogni volta, ogni giorno, teoricamente, un esercizio per non cadere in alcuni vizi, che più, diciamo, sono nozioni che noi sardi non possiamo proprio avere, perché tutti quanti dicono le vocali non sono 5, sono 7, c'è la E, c'è la E, c'è la O, c'è la O, ma quando poi le senti nell'applicazione pratica sei tipo, no, nessuno mi ha mai dato, è proprio come imparare di nuovo l'italiano, quindi diciamo che anche da parte degli addetti ai lavori c'è sempre grande stima per chi deve fare questo lavoro di scoperta appunto di nuovo dell'italiano, cosa che magari per altre persone significa semplicemente metti un po' di nuance, concentrati, lasciati emozionare, ragiona su, e invece tu sei là a pensare perché io no. Vabbè, tutte queste robe qua può diventare un po' impegnativo, però dopo un po' deve diventare sempre più automatico. E anche per me, per quanto mi riguarda, la strada è bella lunga, infatti ogni volta che vado a leggio mi devo segnare tutti gli accenti in una direzione o nell'altra, in modo che almeno non posso evitare di pensarci. E invece l'altra domanda che mi hai fatto era... Quanto riguarda la preparazione di un personaggio, scusami. Grande, bravissima, grazie. Allora, in realtà con quello che sono i tempi che vengono dati per il doppiaggio, tra l'altro non so se lo sapete, ma è proprio in questi giorni, ieri è scattata la 4ª settimana di uno sciopero nazionale di doppiatori, infatti buona occasione per parlarne, che non mi interessa immediatamente, proprio super direttamente, perché io non ho ancora fatto lo scatto dal doppiaggio cantato al doppiaggio parlato. Per adesso io risulto e sono formato solo per quanto riguarda il doppiaggio prettamente cantato, che a quanto pare è un'ulteriore specializzazione del doppiaggio, però è strano, ho fatto la cosa contraria, invece che essere un doppiatore e doppiatore cantante, sono un cantante doppiatore che poi diventerà un doppiatore che parla, insomma. Però diciamo c'è proprio uno sciopero in funzione di questo, perché è da che insomma c'è stato l'avvento delle piattaforme di streaming come Netflix, Disney Plus, c'è ovviamente una saturazione di contenuti mai vista prima, quindi c'è una necessità di localizzare, di adattare e di tradurre e di doppiare molti più prodotti in molto meno tempo, quindi anche il tempo che viene dedicato alla preparazione dei materiali ovviamente è totalmente risicato. Quindi per quanto mi riguarda preparare un personaggio è un lusso che purtroppo non abbiamo, ci ritroviamo a leggio e quello che va fatto nel modo migliore possibile, nel tempo minore possibile, e questo è un vero peccato, perché magari se parli di prodotti piccolini, di serie TV, di cartoni animati pensati anche per un pubblico magari giovane o molto molto piccolo, tu per primo vai lì, accendi la tua modalità da caratterizzatore, insomma fai la tua caricatura, sei intonato, sei preciso, però non c'è, ecco, quando si parla di film, prodotti un po' più importanti, comunque non si riesce ad avere quella cura di cui invece il prodotto avrebbe bisogno. Quindi è proprio per questo che lo sciopero c'è stato e va avanti, anche per il rinnovo di quello che è il contratto nazionale, scaduto da 15 anni. Quindi, esatto, per la preparazione del personaggio non esiste un tempo in questo senso. Se invece parli del fatto, per esempio, proprio dal punto di vista tecnico, di quanto prima ci vengono forniti i materiali, in linea di massima questo non esiste. Tu arrivi al leggio e quello da fare ti viene messo davanti hai la traccia video, come avete visto appunto nel video, e sotto è lo spartito, ascolti la traccia qualche volta e poi vai per tentativi finché non esce il risultato ottimale che il direttore considera giusto e adatto. Ok, grazie mille Diego per il suo intervento. Grazie per l'analisi. Buona giornata. E voi, ciao. Allora, siamo giunti al termine di questa mattinata e per concluderla in bellezza io chiederei alla dottoressa Versano se può esprimere 2 parole per concludere, diciamo. Grazie. Beh, tutte queste storie
mettono intanto grande ottimismo, tutte storie che raccontano di persone che hanno investito sulla propria felicità e alla ricerca della felicità e hanno individuato con grande coraggio, ecco, anche l'altro elemento che viene fuori è il coraggio di portare avanti un'idea, una sensazione, una passione. E l'altro elemento che è emerso è la caparbietà, la consapevolezza che ogni percorso ha delle difficoltà intrinseche, una serie di ostacoli che comunque sono sormontabili, quindi si possono superare, e che scegliere di fare quello che piace implica investire in se stessi, implica una la continua necessità di conoscere, di arricchire le proprie competenze, altre volte implica la necessità di mettersi insieme ad altri, di costituire delle società, se penso alla creazione di nuove imprese, e penso ai ragazzi del Magma Events, no? Che sono la dimostrazione del fatto che un'impresa come quella che ci hanno raccontato ha richiesto di mettere insieme tante professionalità, dall'ingegnere all'economista, ma poi abbiamo le figure di chi si occupa del marketing digitale, social, insomma occorre mettersi in gioco, occorre anche fare squadra in certi casi, quindi non si lavora da solisti. E quest'ultima esperienza di questo ragazzo di Lanusei, Diego, ottimista, insomma, mi pare proprio davvero che la vita è bella, cioè che ha trovato la felicità in un percorso complicatissimo, che è andato oltre le sue aspettative, ha avuto il coraggio di mettersi in gioco, e questo è un messaggio davvero positivo, e chissà quanti di questi ragazzi che oggi sono qui presenti o ci stanno seguendo in streaming dalle loro aule scolastiche si sono riconosciuti in qualcuno di loro, nella motivazione, nella passione. Ma io amo la musica, ma io amo invece la mia terra, il contatto con la terra, dedicandomi all'agricoltura. Anche la testimonianza di Olivina ci dice tanto di quello dove ci può portare la passione. Quindi passione, conoscenza, investimento in se stessi, formazione, ma anche grande curiosità. E quello che mi sento di dire a questi ragazzi è: informatevi, sappiate che prima di tutto occorre conoscere come si muove il nostro mondo, come velocemente cambiano anche le attività economiche, ma sappiate anche che ci sono tanti servizi che sono presenti nel territorio, e parlo dei nostri centri per l'impiego, dei servizi pubblici dove troverete tante professionalità che vi possono dare una mano per orientarvi, ma non solo orientarvi, che possono offrire tutta una serie di strumenti per avere occasioni di conoscenza, di esperienza lavorativa, di esperienza di tirocinio, che possono essere quella piccola quota di bagaglio, il bagaglio di cui ci ha parlato l'attrice Caterina Murino, quella parte di bagaglio che può fare la differenza nel percorso della vita. Quando i bagagli sono pieni di valori, di esperienze, abbiamo in noi anche la forza di provarci ancora, e soprattutto, una volta che otteniamo un obiettivo, la capacità di vederne uno ancora più lontano e di avere la voglia di provarci e di provarci ancora. Grazie. Grazie mille. Ok, noi abbiamo terminato, grazie a tutti, grazie per l'attenzione, spero che vi sia servito e che rifletterete.